Miane un punto di distanza, attualmente in corsa per la zona salvezza, oggi invece in corsa per entrare nelle prime 8 e accedere alle Final 8 di gennaio. Da Udino Baggio per Roblox, buonasera e benvenuti al Palasport di Vazzola. Rotta, manovra, sinistra, va incontro Grisciai, Grisciai mantiene il possesso, poi si gira, esterno della rete, Otero, Cardellicchio, lascia spazio Grisciai, Cardellicchio serve perfettamente Baldassar tra le linee, Baldassar con Gatto a terra in sacca, 1-0 Miti Vicinalis, si sblocca la sfida con il numero 8, Rotta inciampa malamente su questo pallone, Cardellicchio insiste, gliela porta via, manda in volata Otero, palo gol, si insacca la destra della porta difesa da Mesfin Gatto, il 2-0 firmato Alexis Otero, il gol del capitano, numero 3 stagionale. E gol che può essere rivisto da Alexis Otero grazie a Roblox, grazie alle mix card personalizzate degli highlights dei giocatori. Trovate tutto in descrizione. Passa spazio per andare, solo Rotta di fronte a lui. Terza, arriva come un treno Otero, non lo serve basso. E quindi Miane in possesso con Aicik. L'appoggio per Grisciai che la controlla il tiro. Catani accelera basso, 1-2 che si chiude. Tiene in campo il pallone Catani. Ancora il numero 25 con la punta Gatto. In due tiri a Gudedi, il taglio di Sciabani nel secondo palo, a liberare il destro di Bortolini che ha spazio, Sciabani il controllo, è troppo lungo, infila alle spalle di Milovanovic, Cardellicchio la tocca vicino al compagno, è partito Peruzzetto, servito egregiamente Peruzzetto di fronte a Gatto, Otero, muove Cardellicchio, cerca basso proprio da Cardellicchio sbaglia, quindi è il Buccichi e il Buccichi da fuori. Miane a provarci in questo secondo tempo con Aicik, la palla arretrata troppo debole, Cardellicchio gioco di prestigio, manda in porta Peruzzetto di fronte a Gatto che... Rotta, cerca il compagno, interviene Otero, la palla poi si ferma lì, quindi Peruzzetto ne approfitta, punta, passa in mezzo a due, Peruzzetto di fronte a Gatto, ancora Gatto vince la rincorsa di Otero, il fischio il direttore di gara. C'è basso sulla sinistra, Otero va a destra da Cardellicchio che si coordina di prima intenzione, scende velocemente Aicik, Grisciai fuori, anche Milovanovic al limite dell'area, parte Aicik a cercare Milovanovic che è entrato in area addosso all'avversario, poi ancora arriva per primo Murador che accelera sulla sinistra, salta un altro uomo, ruleta d'esterno, il tocco per Grisciai, non sbaglia Grisciai, incrocia e fa 2-1, accorcia le distanze il Miane con il suo numero 11 Aurelio Grisciai. Murador porta avanti con l'esterno verso il centro, Murador, ruleta su Cardellicchio, Murador lo salta, ancora Murador perde l'ultimo Buriola, Catani, ancora Buriola, 1-2, il triangolo perfetto che si chiude, può andare quindi Catani in porta, esterno della rete, Milovanovic a puntare, appoggia Murador, contromovimento di Milovanovic, Sciabani intanto, dentro l'area, Grisciai con la punta, provato ad anticipare Milovanovic, battendo Otero, Milovanovic se la sposta sul destro, conclusione non trattenuta da Messa, quindi c'è il Buccichi che ne approfitta, la palla resta lì e il numero 8 Younes El Buccichi mette in porta con il tacco, pareggio del BS Miane. Cardellicchio può andare allo scarico su Otero, invece va da solo Cucchiaio, perfetto, preciso per basso che controlla e si gira, Gatto, Aicik verticalmente dal Buccichi, protegge palla, danza, poi restituisce d'esterno ad Aicik che va in porta, non trattiene Messa, ancora il Buccichi, 3-2 Miane da 2-0, in vantaggio la squadra di mister Gabriele De Francesce, ancora il numero 8 il Buccichi. Movimento adesso vestito con la maglia rossa, numero 7 da Cardellicchio, Otero va a destra da Marson, il controllo di sinistro, Gatto copre il primo, Otero ad impostare da dietro, allarga a sinistra, Buriola prova ad andare dentro, Sciabani interviene, il tiro di Buriola, Gatto ancora di riflesso, Catani poi non riesce a Marson, vede fuori Otero che apre a sinistra, Buriola di prima intenzione a mezza altezza per Marson che non ci arriva, Cardellicchio, taglio di Buriola di tacco, rischia di mandare fuori il pallone, ancora Miti in possesso, Otero da Buriola, va dentro di prima intenzione, cosa ha salvato Gatto su Marson, qualche secondo al termine, Aicik va lungo, non ci arriva Otero, finisce qui, passa il Miane, ottiene una grande vittoria e rammarico invece per il Miti Vicinalis che vinceva 2-0, si fa rimontare e quindi il posto per le Final 8, l'ottavo posto lo ottiene il Miane anche grazie alla sconfitta del Vigo Real contro l'Union Diavoli.